a Tor, a Torseon sui 90 MHz. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. E quel chi alle Paul Weller con una classe infinite che all'interprete Wishing on a Star, un classico delle musiche soul. Paul Weller che finalmente riarriva in Friuli, nessuno non si era mai pensato di clamare questo musicistone inglese che ha scritto le storie delle musiche in Inghilterra, prima con i Jam al tempo dal punk, dopo dagli anni 80 con un gruppo raffinatissimo come i Style Council e dopo con una carriera soliste magnifiche. Paul Weller che arriverà in Friuli finalmente a Blues in Villa. Sarà ai voti di lui dal 2015 dal Biel Pueste dal Park di Villa Varda, un concerto di Nopiardi pari amanze di queste sonorità dalle musiche e dalle culture mod anche in generale. Mod Father lo clamin questo vecchio, perché è un vecchio ormai Paul Weller, ma come gli alini svecchi salfasse buon brot, si può dare dire. Voto di lui a Blues in Villa, Paul Weller. And I'm wishing all the rainbows that I see, wishing on all the people who've ever been, wishing on tomorrow. E come allora Fevelin da Scuole Furlane di scritture teatrali con Alessandro Di Paoli che ho vinto intervistata per Fevelanus di questo progetto, un lavoro interessante di formazione di figuris, di autors teatrali news. Di Onde Furlane, de bande di Paoli e Vue o Fevelin de prime scuole furlane di scritture teatrali, un progetto firmato Matearium e sostenuto de Arlef che attaccherà Martars e 26 di maio lì dal Teatro San Giorgio di Udin e darà in devante per un post di appuntamenti che hanno una finalità precise che è di sburtare in scrivi testi teatrali in di Fevelin con un dai curadors Alessandro Di Paoli che l'ha mettuto dunque questo progetto insieme a Anna Gubiani. Mandi Alessandro e benvenuto a chi di Onde Furlane. Mandi a tutti e a tutte. Alessandro è anche quel di Felicima Furlane, ma questo è un altro tocco. È un altro discorso. Un altro discorso. Venendo a questo progetto di Matearium, quali sono le finalità di queste iniziative? Beh, le finalità è che di formare news autori teatrali furlans e per questo vi mettuti in pins questo progetto con il sostegno di Arlef e con la collaborazione di CSS, ATF, FITA, WILT, Libreria Wumeister, Teatro Club di Udine, un gruppo di noms dal teatri delle nostre regioni per coinvolgere int appunto in questo progetto che scomincia con un appuntamento, un evore preseat, una lezione di introduzione a gratis, vierte ad oggi, beh, una viele novità, no? Che stinchisi. Una lezione di introduzione a gratis il 26 di maio
a volte miege di serie lì dal teatri San Zors di Udin, dove che sarin ospiti dal CSS e poi darin fevelà giù con la scrittura teatrale col Furlan. Quali sono le problematiche attorno da scritture teatrali in Furlan in DDV? A parte il fatto che si imposti autori, mi viene dal chiaf Patui, Tolazzi, che dal Teatro Incerto che si scrive in testi, però la generazione nuova si vede poco, avete voi di sticciare appunto una increscita dai nuovi scrittori teatrali. Ma se tu mi permetti sei di contradditti in dirette. Vai, tu puoi disfarlo. O in differite ti contraddici di stesso. Da Sesca sono in realtà tanti autori di teatri Furlan, tante compagnie, penso dome la TF poi di 50 compagnie scritte al territorio di Udin, Gurisse e Pordenone. Quasi tutte le compagnie hanno dentro un autore, poi o manco il manifesto, tal senso, poi o manco il casate fuori anche tal manifesto. No, ma di spesso è un attore o un regista che mette mans al testo, è anche impossibile fare un testo teatrale senza mettere i mans, per ora, senza modificarlo. È proprio geneticamente impossibile non modificare un testo teatrale da sua forma. E allora no, in Aciri proprio queste int, ma anche tutte le persone che sono curiose di teatri, che piace il teatri, la lettura, la scrittura, perché vogliono dare in prestito per scrivere un testo teatrale che funzioni e al stesso tempo dare quegli elementi di grafie che possono aiutare la scrittura di un testo teatrale. E favorevo in prima che vi un forte problema di crescita, di coscienza anche delle nostre lingue, tal senso che vi un gruppo di affiet par da speraulis, par dei modi dising, che fanno parte, per esempio, del nostro patrimonio emotivo, dei nostri genitori, dei nostri nonnos, ma che comunque la normalizzazione linguistica oscognin in un certo senso abbandona. Però fa parte anche di una lingua che vuole crescere. Se una lingua vuole crescere, vuole anche infrontarsi all'avvenire, al futuro che viene innanzi, alla di sacrificare un po' di chi si srobe. Pensi che vedi di mudare in continuazione, per stare da ora che sono i mutamenti dalle società. No? Ogni regola è costruita per essere distrutta immediatamente dopo e essere modificata per nuove generazioni, no? Questo è l'importantissimo. Però è anche importante che un scrittore di teatri per Furlan al seppe che sono le regole di scrittura, perché se no vi metto tutto che scorso di scrittura teatrale da spirulis di grafie furlane che vengeranno gestite per Giorgia Zamparo, che conosciamo bene, perché è anche il nostro collaboratore. Che conosceis bene, che nos dirà a conclusione di ogni appuntamento dal corso, che comincerà il 9 di giugno, nos conterà ogni volta c'è errori che vi fas, c'è parole che vi sbagliato, c'è mo scrivi des parole che vi ripetuto più volte. Allora, prima di là dentro in tal specific dal corso, vedi che saranno i contributi, i partecipanti, gli ospiti. Allora, mi tiene così, tornando al discorso di prima. Il panorama teatrale in Friuli, di una banda un gran numero anche di persone che si occupano di teatri, anche in realtà piccoli, in tai paesi. Mi fa riferimento a, così, alle scene filodrammatiche, di là che vengono fuori tanti scrittori che esistono, che tu dicevi prima. Di che altre bande, i spettacoli, così, fra virgolette, professionali, con che i spettacoli che arrivano alla in rassegne importanti, al Mittelfest o là, insomma. Però alle dotun alle fine il panorama teatrale forse bisognerebbe in qualche maniera fa in modo che questi due mondi sgliciassero un dentro di che l'altro un po' di più. Sì, è importantissimo. Beh, innanzitutto i fasini il corso no mi vendi di no tal marchiat, no in tune librerie o in tun bar. Pues bellissimo, là che tu puoi approfondire varie robe, de verdure, ai libri, al di vin che tu puoi sbevi, ma lo fai in un teatri, e non in un teatri
qualsiasi sedi, ma dal Teatro San Zors di Udin, che è ovviamente le sede dal CSS, dal Teatri Stabile di Innovazione del Friuli Vignese Giulie. E l'importante perché il passaggio dagli essi professionali agli essi autoreferenziali o amatoriali è un passaggio che è più piccolo di che calcemè. Des volte c'è una barriera che viene dentro di noi. Che nomi che noi riguardiamo prima quando pensiamo a un autore furlan, mi viene tal chiaf, Patui, Tolazzi, Sartori, il teatro incerto. E tutte che ha avuto l'umiltà di imparare, di confrontarsi, di non nascondersi. Ed ecco, che è stato il primo passaggio che la di fa un autore teatrale, che ha gusto di rompi le scuse di quella che le serata, è che di cominciare a comunicare con gli altri, a mettersi a confronto, a vedi che des voltes si preseaste proprio te compagnie perché non swelling ben, è dura queste robe che dici, io fa già che una scrematura dentro che venga al corso, sì o no, perché io voi è colpita vanità, no? Alle facili che ti dicono tu sei bravo, tu sei ninin, c'è il genio che tu sos dentro le tue compagnie, quando tu hai i tuoi parenti che recitano con te. E si sta poco consolarsi. Venga a metterti a confronto con noi, venga, no? Sicuramente i chiapparin duc un gruppo di scufios, duc i chiapparin un gruppo di delusioni, di difficoltà, ma soprattutto i chiapparin de storie che cominciano a essere forti e pronte per confrontarsi con i spettatori di quelli, ma anche di altre zone, perché una storia che funziona, possè una storia furlane, catalane, spagnole, italiane, tedesche, gallese, non importa che. Si va verso un teatro furlan di innovazione. Allora. Sì, il teatro e l'arte non possono essere se no di innovazione. Sì, no? Che sono d'accordo. Contavi che altre con degli amici, no? Che sono queste sfarce, queste culture furlane, come in tutte le culture. Da sfarce che costruiscono e da sfarce che demoliscono il tutto. Da sfarce che conservano e da sfarce che hanno di innovare. Una specie di Shiva, no? Allora, se voi si pensate, se noi mettiamo gli artisti e le filologiche, l'Arlef, la provincia, i fantasca tabain per strade, la inca miscliccia il italiano, il sloven, tai martia, ste strade, sono tutte realtà che fanno ognuno hanno le loro missioni. Alle qualche dunque al conserve, che al metta questo e qualche dunque al distrugge. Noi siamo un misclicciotto di queste robe. Noi siamo creativi, quindi di là in denanti, quindi distruggi, fracassare, modificare. E dopo diamo anche gli elementi per giuntare i talks e essere comunicativi, se si parla di una comunità. D'altra parte, le culture furlane, se volessi una cultura in lidrisade e al par coi teams, a di essere al contemporaneamente alte e basse, a di essere di conservazione e di rivoluzione. Dove così li robi sa poi din l'endenante. Tal corso che ho faseis, qui va reso come ospite, quali saranno i nomi che avvegneranno a incontrarsi con il corsista. Allora, innanzitutto ogni lezione che comincia il 9 di giugno, ogni martedì fino al 28 di lui, sarà dedicata a un autore furlan e una opere. E scominceremo con Franco Marchetta e Hidalgos, dopo varin Pierpaolo Pasolini e i Tours al Friul, Gregoricchio con la Chiesa del Tianton, e dopo i varin Patui, Tolazzi, Sartori, Teatro Incerto, e in questo caso, dato che sono autori che sono usufruibili e rispondono al telefono, e io vi inclamas per venire a contare loro mood di scrivi le loro opere. Ospiti saranno quindi Sartori, Tolazzi, Patui, dopo il Teatro Incerto, dopo avvegnerà anche, sarà presente Giorgia Zamparo, ogni appuntamento per queste spirulis di grafie furlane, e anche Angela Felice per Tabaianus de storie dal teatro furlan, da tradizione dal teatro furlan. E dentro dal vostri progetti è anche un sburt per produrre test per furlan, ovvio qui che ho domandai anche dei test per furlan.
Eh sì, perché dentro questo gruppo di int che parteciperà al corso, noi vedremo un po' che can poi grinte, poi o qualche idea interessante che puoi sviluppare. E c'è chi sarà di aiutare queste int a sviluppare le proprie idee di progetto teatrale. Una volta finito il corso, di lui fin novembre, si algerin 5 persone che saranno seguite di 5 tutors, 5 persone che fanno parte del nostro team di Matearium e gli aiuteranno a sviluppare le proprie idee di test teatrale, fino ad arrivare a un test sierato. Bene, invece per partecipare al corso, quali sono le informazioni che vi dà? Allora, per lezioni gratuite introduttive dal 26 mai, voi di mettersi in gioco, di venire scoviergi, di matea, di curiosità, di essere presenti e là vi ho dice che combini. Il 9 di giugno, quando cominciamo il corso, bisogna avere la volontà, anche lì di mettersi in gioco, avere la capacità di capire il furlan a mancul quando letta baiat, non si domanda che si seppi scrivi il furlan, ma che si seppi capirlo quando il professore al tabae, e un gruppo di vore di mettersi in gioco. Bene, tutte le informazioni si può inchiatare anche sul sito www.matearium.it. Grazie a Alessandro Di Paoli ho presentate le scuole furlane di scrittura teatrale che a partisse in curta lì dal Teatro San Giorgio. Vedremo di seguire anche noi il percorso che ho stesso facente, magari intorneremo a di fevelà su Radio Onde Furlane. Intanto in bocca al lupo e buon lavoro per questo progetto. Mandi. I have been following you, carrying your name among the ashes of a bird. In the motion of rain, the water touches what cannot stay. In the first days of the world, we were traveling. Where have you gone? Leaf and flower, scent of moths. A Tor, a Torseon sui 90 MHz.